God Save the Wine torna alle origini, sapete che questo è nato sulla una bellissima terrazza all'Hotel Bardin dall'altra parte di Firenze ed è nato, questo è uno dei soci fondatori di God Save the Wine, Mattia Barzaghi, e la sua vernaccia che ha conquistato tutta Firenze ed è stato un po' un punto zero della vernaccia di San Gimignano per raccontarla alle persone in maniera nuova e non quel vino lì solito di una volta. Quindi ecco Mattia, e oggi sei con Tenuta Montagnani, una nuova avventura, è iniziata da poco ma già qualche soddisfazione. Sì, pensavo in questi giorni, sai, la soddisfazione più grossa di questi miei 18 anni di vernaccia sono che ho avuto 3 angeli custodi. Panizzi, che se non ci fosse stato Gianni non sarei qui, Simone, che ha creato con me quella che era la nostra vernaccia e il nostro gioco, e adesso Federico, che così dal nulla ci siamo beccati per sbaglio e mi ha detto che si fa qualcosa insieme. Quindi Tu sei uno che crede ai segni del destino, no? sì, non posso non crederci a questo punto, assolutamente. Ci rifletteva in questi giorni, assolutamente. Beh, e quando quindi la storia appunto era in panne col trattore, chi era in panne, te o lui? Io. Si è fermato, e già che c'era parlava della vernaccia e Federico appunto aveva questo, comunque aveva i vigneti, no? Sì, aveva questa azienda del nonno e così per caso mi ha detto che proviamo a fare qualcosa insieme e quindi adesso siamo qui. Io sono qui, aiuto lui nella gestione della cantina, lui fa tutto il resto, compreso spendere un sacco di soldi. Quello è colpa tua che gli chiedi sempre nuove macchine, nuove attrezzature. Ecco, a che punto è la vernaccia oggi? Tu che l'hai vista appunto da 18 anni, sei soddisfatto a livello di denominazione del percorso che ha fatto la vernaccia? Sono molto contento di vedere tante nuove realtà, la qualità è cresciuta secondo me molto, per quanto riguarda quello che ancora rappresentiamo nel mondo, secondo me abbiamo ancora tanta strada da fare. Vabbè, comunque il numero di bottiglie non è che potete fare 100 milioni di bottiglie, però direi che insomma negli ultimi 18 anni la vernaccia è cambiata tantissimo e oggi abbiamo prodotti come questi che hanno una complessità, una raffinatezza, un'eleganza, vini che a ogni bicchiere, soprattutto queste complimenti, che fra l'altro che annata è questa? 2017. 2017, che era un'annata insomma un po' complicata, vi ricordate il caldo, la siccità, San Gimignano ci si è difesi abbastanza bene, ma insomma non è sicuramente l'annata ideale per fare dei bianchi in Toscana. No, io infatti grazie di avermi dato lo spunto, cioè, sento parlare di annata poca ma buona, secondo me il concetto è che se le vigne erano così stressate da perdere metà della produzione, il resto che è arrivato a maturazione è sopravvissuta. Quindi il concetto di buono, insomma, io credo, sono molto contento di aver riuscito a tirar fuori acidità e sapidità da questo 17. Ma in effetti un vino, la bella acidità, non tesissima, non incredibile come altri anni, ma quella che serve per equilibrare questa bella struttura, questa bella sapidità e questa lunghezza che questi vini che appaiono semplici ma in realtà non lo sono, che è un classico dei vini dove mette mano Mattia. E invece quell'altra cosa strana con questo tappo a corona, cos'è? Perché insomma ci hai anche abituato alle cose un po' fuori copione. Questo è un'idea di Federico, cioè, ci teneva veramente tanto, io dicevo tu sei folle, invece ha voluto farlo. Col fondo, chiamiamolo così, un rifermentato in bottiglia senza sboccatura. Le uve sono verdacchio, che non ha niente a che fare con il verdicchio, una vecchia uva che aveva nelle vigne del nonno. Quest'anno insieme a del verdicchio, perché la produzione era talmente bassa che non siamo potuti fare, abbiamo fatto queste 800 bottiglie di questo gioco, fresco, bevibile, un gioco fatto bene, da festa, con questa bottiglia che non si capisce se è un vino o una birra, e anche nel bicchiere continua questo gioco perché essendo rifermentata lì dentro rimane torbida, no? Rimane questa bella sensazione di freschezza. Ecco, questo per far vedere che un territorio come San Gimignano pensate di conoscerlo, invece c'è sempre qualcuno, per fortuna spesso è Mattia Barzaghi, a volte sono altre persone che vi accompagnano, che è un luogo pieno di fascino, a volte con un po' di mistero, ma soprattutto di grande gioia nei bicchieri. Grazie mille Mattia. Grazie a te Andrea, come sempre. Piacere di essere tornato.